Cos'è l'algoritmo terapeutico nel tumore della rena? Allora, oggi, fino a 20 anni fa, il tumore del rene era una patologia cosiddetta orfana di tutta una serie di trattamenti che invece oggi sono largamente disponibili nella nostra pratica clinica. Ad oggi si parla di algoritmo terapeutico proprio perché è importante riuscire a selezionare i pazienti che abbiamo di fronte in base alle caratteristiche del paziente, a quelle che possono essere i fattori di rischio che nella loro storia, diciamo, clinica, oppure tutta una serie di elementi che ci possono indirizzare nel determinare l'avvio di una o un'altra terapia. Proprio per questo esistono delle classificazioni che ci permettono di indirizzarci verso l'una o l'altra terapia che sia il più possibile efficace per quel setting specifico di pazienti. Esistono ad oggi esistono sia per quanto riguarda i pazienti a basso rischio che ai pazienti a buon, diciamo, good risk, ecco, usando l'inglese, sia i pazienti più ad alto rischio. Il nostro trattamento di prima linea standard è caratterizzato dall'utilizzo di un'immunoterapia associata a un TKI inibitore, in linea di massima un pembrolizumab più axitinib nella maggior parte dei casi. Recentissima è stata l'approvazione in AIFA, ma comunque largamente già approvata in tutto il resto del mondo, della doppia associazione immunoterapica Nivo-IPI, che può essere utilizzata ad oggi tranquillamente e che è fondamentale per alcuni tipi di pazienti. Qual è il nostro quello che è importante sottolineare? È importante sottolineare appunto quale è il paziente, chi è il paziente, quali sono, se ha una sintomatologia, se ha una metastasi, quali metastasi ha, se l'interessamento è viscerale oppure solo un localizzato, se è osseo, eccetera eccetera, e quindi riuscire a settorializzare il più possibile e cucire addosso al paziente la terapia giusta in modo tale da migliorare il più possibile il suo outcome clinico e quindi allungare il più possibile la sua sopravvivenza.